Benvenuti a Call Center Cortesia, il programma che affronta i vostri problemi psicologici e problematiche varie e me chiama me e non capisco perché. Allora, chi andiamo qua, prima telefonata? Chi c'è? Salve, sono Carlo e ho 49 anni. Sì. Allora, convivo da 3 anni con la mia compagna. Sì. Lei è separata, io sono divorziato. Ho 4 figli nati da 2 relazioni precedenti, un matrimonio e una convivenza, e altri 2 nati con lei. E anche lei ha 3 figli, frutto di una sua storia precedente. Aspetta, scusa un momento che mi sto io a perdere quei conti perché sei presente a casa tua che è a domenica in chiesa. E ora, ricapitoliamo, tu hai 3 femmine, sono arrivato a quota 3. Sì. E 9 figli? Sì, più o meno sì. Ecco, vuoi dirmi il tuo problema o pensi che io l'abbia già intuito? No, il problema è questo, cioè volevo sapere, in caso di una mia morte prematura... Che facilmente succederà, ma a chi andrebbero i miei risparmi? Scusa, te che hai 3 femmine e 9 fioi e te che anche risparmi? Come hai fatto? Sì, no, come hai fatto ad avere risparmi con 3 femmine e 9 fioi? Ma dico io, e il consiglio? Il consiglio, tesoro, non sta a morire, aspetta, ti te da aspettare che mora tutti e dopo tira avanti il più possibile, non sta a morire, ascoltami, non morire. Ok, grazie, allora ci penserò. Sì, ciao, saluta la tua signora. Quale? È quella che te vuoi. Grazie. A risparmi tu, Vedi Macci, noi con questo colloquio vogliamo capire se sei la persona giusta per questo lavoro. Ok. Allora, vediamo di conoscerci un po' meglio. Allora, quanti anni hai? 36. 36, sì. Vivi da solo? No, come mamma e mio papà. Sì. Posso dire con manco entusiasmo perché a una certa età, se ti posso dare un consiglio, sarebbe come dire ora di spiccare il volo, andare via di casa. Sì, ma io ho detto che chi ha 70 anni ormai, giuro che va fuori da casa, porca miseria. 70 barite sto anno. 70? Sì. Ho da consegnare sta busta. Sì, per chi è? Non so cosa sei tutto mi. Chi cosa so sei? il mago Telma? Cosa sei, Sì, Timore, però ti mi aggredisci sempre, date una calmata, Lei non d'accordo? si ha. È una questione di rispetto, 3 lettere, rispetto, d'accordo? Ti come sei addosso? No, non è... Coco, dai, incredibile. Non versiamo mutuo e stafoni te dago a prima rata, ma non variabile fisso te dago. Perché? Senti, così che il piccione cammina così perché piace Michael Jackson, d'accordo? La busta!